Sinceramente tra il primo e il secondo turno qualcuno, se era forse più riflessivo e andava a votare magari per Posoco, forse anche la Lega sarebbe stata ufficiale, sarebbe andata a governare questa città. In realtà saremmo andati a governare questa città se ci fosse stata la possibilità di fare un apparentamento formale. Proposta che non mi pare ci sia mai giunta, almeno a me nessuno mi ha chiamato per vedere di fare un apparentamento formale a Vittorio Veneto in modo che la Lega potesse chiaramente entrare in maggioranza. Comunque di tutte queste cose parleremo eventualmente nelle sedi opportune. Sarebbe stato bello poter riunire il centrodestra e fare quello che non eravamo riusciti a fare al primo turno, ma di apparentamenti formali come sono stati fatti a Bassano e ci permettono oggi di vincere, a Vittorio Veneto non ne sono mai stati proposti né fatti. Ti dico soltanto una cosa, allora l'apparentamento lo fa solo ed esclusivamente il candidato sindaco, ma mi pare che fare apparentamenti con un vostro candidato che la prima intervista ha iniziato ad insultarmi, credo fosse difficile fare qualcosa assieme. Ci troveremo in consiglio comunque. Si fanno con le liste. No, ma si fanno anche per volontà del sindaco. Non proprio. Per legge. No. Non proprio. Sì. Vabbè. No. Sì. Vabbè. Sì. Per volontà del sindaco Quindi, di Posoco. caro... Del sindaco di Posoco. Allora Tony, io potrei dire, ascolta, se lo avete insultato in sezione, e qua mi fermo perché la polemica ne abbiamo fatto finché basta, adesso facciamo tutti e due in opposizione, avrà modo dopo 4-5 mesi, vedrà che com'è bello fare opposizione al PD e magari anche a qualche frangia più estremista del PD, e quindi capirà che io l'ho fatta, la farò ancora, e guardi, io ti ripeto, questo è il ruolo che mi ha assegnato il cittadino vittoriese e io lo porterò avanti fino alla fine. L'ho fatta anch'io opposizione al sindaco Maniddu, so com'è fare opposizione. Comunque diciamo che questa lezione possa insegnare a tutti. Mi permetto di dire solo che quando era il momento di scegliere il candidato sindaco ho sentito dalle tue parole chiare e inequivocabili che il tuo candidato sindaco non poteva essere lo stesso candidato sindaco della Lega di Alberto Stefani, e quindi a mettere un macigno, una pietra definitiva sul fatto che saremmo dovuti andare divisi, ecco, diciamo che le responsabilità sono divise in modo equanime se vogliamo essere buoni. Il candidato sindaco di Toni Darè si chiamava Gianluca Posoco, che per 5 anni è stato il vice sindaco. Se poi la sezione, allora, siccome Alberto Stefani era il commissario elettorale qua, io non l'ho mai sentito. Tanto per capire, allora fatevi anche voi qualche domanda, io le mie me le faccio da solo e non devo rispondere a nessuno, però non venire qua a far polemiche, perché sai benissimo come sono andate le cose. Questo era il candidato deciso da Toni Miatto 5 anni fa, non l'avete voluto, abbiamo perso, abbiamo perso. Perché tu te lo sei preso e non c'hai più permesso di appoggiarlo. Comunque va bene, parleremo. Fatti gli affari tuoi a Treviso, che a Vittorio so io com'è andata. Ciao, stammi bene. No, ma non serve.